Degustazioni e dibattiti a Samola de Sunotariu, il Museo della Tradizione Olearia di Dolianova. Nell'occasione è stata presentata anche la guida ai musei della Sardegna pubblicata dalle Edizioni Sole. Tunebodi de Sunotario si chiama come lui e ha la stessa passione per la terra e gli olivi. Come il nonno, Francesco Locci gestisce il frantoio di famiglia Dolianova e con esso il Museo della Tradizione Olearia, ospitato nelle strutture di pertinenza della villa che fu della famiglia Boyle alla fine del Seicento e divenne poi Samola de Sunotario quando la famiglia Locci ne acquisì la proprietà. Io penso che l'agricoltura, l'economia, l'agroalimentare in particolare può solo sopravvivere in Sardegna con un connubio col turismo. Noi dobbiamo sfruttare l'enorme flusso di turisti che vengono in Sardegna e cercare di vendere a loro i nostri prodotti. Però dobbiamo cercare di vendergli l'immagine, il ricordo, una tradizione, un'emozione e quello lo possiamo fare solamente quando vengono a visitare le nostre aziende che hanno un punto vendita, hanno un piccolo museo, hanno le moderne tecnologie e in questa maniera riusciamo a vendere questa emozione che poi si riportano via nei loro territori di origine. Impresa e cultura, memoria e innovazione, si vende e ci si ritrova a Dolianova, si organizzano eventi e dibattiti nell'atelier del gusto di Francesco Locci al centro del paese. Gli appassionati possono frequentare mini corsi di assaggio del prezioso olio e visitare gli impianti. Il museo offre poi uno spaccato di vita rurale dei primi anni del Novecento con il frantoio a macelli, il leggiare, le anfore per il trasporto dell'olio e del vino, i recipienti per il mosto, l'olio con l'acqua da cui veniva separato attraverso le sassole. Un piccolo gioiello inserito nella guida ai musei della Sardegna, curata da Ivan Botticini e Simonetta Loi per le Edizioni Sole.